229 persone stipate in appena 240 metri quadrati, un locale che doveva essere un circolo privato, ma di fatto era una discoteca abusiva a Sant'Angelo di Pieve di Sacco. Quando i poliziotti sono entrati martedì sera verso mezzanotte, hanno trovato una festa di carnevale in corso, musica a tutto volume, suonata da un DJ e centinaia di giovani intenti a ballare sulla pista. Eventi e feste infatti venivano regolarmente pubblicizzati sui social, ma dai controlli è emerso che il locale non era in regola, mancava prima di tutto l'agibilità della struttura. La discoteca abusiva, oltre a essere sovraffollata, era anche sprovvista di uscite di sicurezza adeguate. In caso di incendio o emergenza sarebbe stato possibile unicamente uscire attraverso un'unica scala e un'unica porta di accesso, dunque il locale non era idoneo a ospitare attività danzanti o comunque eventi con la presenza di oltre 99 persone. Il presidente dell'associazione è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. Per lui anche una multa di 6.000 euro per gravi irregolarità. Già la scorsa settimana la polizia amministrativa aveva accertato che un organizzatore esterno aveva pubblicizzato un evento per la serata di sabato nello stesso circolo, rivolto a centinaia di giovani e adolescenti con bevande alcoliche e il pagamento di una quota di partecipazione, senza che alcuna domanda fosse stata presentata al comune. Dopo i tragici fatti di Crans-Montana, il prefetto di Padova ha intensificato i controlli nei locali della provincia con multe salate per chi non rispetta le norme di sicurezza.